Ma lei capisce che i comitati spontanei così, senza organizzazione non combinano niente, orca miseria, è tempo perso! Intanto si comincia così. Sta tutto qui il risultato della manifestazione di oggi pomeriggio in Piazza Borsa a Treviso. Una sessantina di partecipanti presenti davanti agli striscioni di associazioni e comitati, alcuni provenienti da fuori provincia e regione. Ma cosa c'entra Verona con Treviso? No, non domandi a me, domanda altra gente, non parli. E Brescia, cosa c'entra Brescia con Treviso? Deve chiedere al nostro responsabile. Cosa c'entrano? Sono venuti per dar manforte in questa protesta perché appunto stiamo creando una rete di comitati. Noi siamo qui per dire al prefetto che è ora di finirla con queste scelte che sta facendo, la creazione dei ghetti nelle caserme. Temi accolti tiepidamente nello struscio del sabato pomeriggio dei trevigiani, nonostante storiche presenze tra i manifestanti. Adesso qua sono tutti i comitati del Veneto, ci sono anche dei partiti politici che ci appoggiano. Sì, però qui c'è una forte presenza di estrema destra. No, io non sono di estrema destra, non sono mai stato, anche se di centrodestra, non sono mai stato un baruffante di destra. Del resto il comitato Prima i Trevigiani è nato con lo scioglimento a Treviso di Forza Nuova e questa prima uscita pubblica segna certamente un modo diverso di manifestare, anche se non è mancata in piazza la forte ma discreta presenza di forze dell'ordine. Una protesta pacifica ed ordinata dove ognuno ha avuto il suo spazio in gradinata o tra la gente. Non ci devono essere partiti. Sbaglio. Qua siamo solo cittadini. Lei è un puro e come essendo puro non combina niente. Perché dobbiamo smetterla di continuare a raccogliere l'acqua quando i rubinetti sono aperti. Poi c'è chi inevitabilmente ha generalizzato chiamando in causa il comune. Mica ha una pista in mezzo a Viale Montegrappa, oppure ai centri sociali, a caserme invece di far casi che dai centri sociali. Gruppi antagonisti che nel frattempo non hanno perso occasione per organizzare la contromanifestazione sulle mura con tanto di controslogan per Piazza Borsa e tutto nell'indifferenza dello struscio del sabato trevigiano.